Cari amici, ben incontrati, buon giovedì 28 aprile. In questi giorni stiamo leggendo dal capitolo 3 del Vangelo di Giovanni una sequenza di brani che raccontano l'incontro di Gesù con Nicodemo e poi oggi leggeremo la conclusione di quel capitolo dove la parola è data a Giovanni il Battista. E siamo sempre così nel desiderio, nella volontà di aprire mente e cuore allo Spirito perché questa operazione di ascolto della parola diventi efficace nella nostra vita, perché senza l'azione dello Spirito le parole del Vangelo sono incomprensibili, anzi il rischio è di sentirne ripulsa. Preghiamo allora così. O Spirito Santo, vieni ad abitare in me. Donami la tua presenza, perché purifichi il mio cuore da ogni egoismo e chiusura e mi renda coraggioso e trasparente nel testimoniare la bellezza della fede. Infondimi la tua gioia divina, che mi libera da nocive tristezze e da profonde malinconie. Colmami della tua pace, che sconfigge le mie guerre interiori, i miei assillanti tormenti, le mie deleterie paure. Vieni, o Spirito Santo, portatore di vita e di pace. Amen. Come ricordavo, siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, i versetti dal 31 al 36. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti e gli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ecco, questo brano di Vangelo che ho letto, l'Evangelista Giovanni lo mette in bocca a Giovanni il Battezzatore. È Giovanni il Battezzatore che, incontrando i suoi discepoli e le folle, fa riflettere sulla persona di Gesù. Da dove viene Gesù? È un uomo qualsiasi? È dalla terra? O viene dall'alto, dal cielo, da Dio? Ed è questa la testimonianza che Giovanni il Battezzatore dà su Gesù. Gesù viene da Dio, viene dall'alto e ciò che dice, ciò che compie, lo compie perché inviato dal Padre. Dice ciò che ha visto. Ora, è importante accogliere la sua testimonianza, accettare la sua parola, aderire al suo invito, perché in questa adesione cordiale, convinta a Gesù, c'è la salvezza per tutti. E poi c'è una frase molto bella. Il fatto che Dio invii Gesù al mondo, agli uomini, dice Giovanni il Battezzatore, è perché in Gesù c'è la possibilità
di ottenere lo Spirito senza misura, con pienezza, perché Gesù è il datore dello Spirito con pienezza. È bella questa frase che dice: colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio e senza misura egli dà lo Spirito. Bello immaginare il nostro rapporto con Cristo come colui che offre a me oggi una parola di vita e in essa lo Spirito di Dio dice senza misura, con pienezza, con abbondanza, anzi con sovrabbondanza. E poi conclude, ed è il ritornello ripetuto in tutti questi Vangeli: chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita. La questione sta in questo: accogliere Gesù, credere che Lui è l'inviato, accogliere la sua parola, la sua testimonianza, ma accoglierla nella nostra vita, non solo a parole, fare in modo che la nostra vita aderisca all'invito di vita nuova che Gesù reca con sé. Ecco, l'invito offerto a tutti viene rivolto anche a me, che ho letto questo brano di Vangelo, l'ho spiegato. Io ricavo per me appunto questo invito, ad essere una persona aperta al dono di Gesù, perché nel dono di Gesù è nascosta la pienezza della vita, uno spirito donato senza misura. E quando una vita è guidata dallo Spirito, è una vita che si sviluppa nella pienezza dell'amore, perché non dimentichiamo il messaggio centrale di Giovanni: Dio è amore e lo Spirito di Dio è uno Spirito che dona l'amore e fa compiere gesti, opere, parole, presenza d'amore in mezzo ai fratelli. Perché questo avvenga anche oggi, allora la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per custodirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani, se Dio vuole.